Buongiorno amici di Archeosarrabus. Oggi stiamo andando a confutare una teoria, una struttura che Marco aveva visto con il drone forse l'anno scorso anche, e quindi oggi, accompagnati dal signore Fisio che è nato e cresciuto qua, quindi conosce almeno a dito queste terre, stiamo andando a verificare se questo è un nuraghe oppure magari una struttura un po' più recente come un ovile. Ci siamo quasi, quindi adesso la difficoltà sarà avvicinarci perché è molto coperto dalla vegetazione, quindi vediamo un po' se riusciamo ad avvicinarci, però l'abbiamo visto in lontananza. Allora, ci siamo infilati qua in questa Smilax per cercare di trovare un punto di osservazione. Oh, già arrivo meglio. Olè! Ah, ecco. Ah, eccolo là. Eccolo lì. Magari Dengui fare questo filo qua ed arrivare, ecco lì, la vedete la struttura qua sopra questa cimetta? Però che bella questa grotticella qua, questo taffone. Ok, adesso proviamo a entrare da là, proviamo a entrare da quel filo lì e cercare di passare qua sotto per riuscire a raggiungerlo. Quindi ritorniamo indietro. Allora ragazzi, non vi descrivo, si vede le gocce di sudore, non vi descrivo le peripezie per arrivarci, però ce l'abbiamo fatta. E quello che si presenta davanti è molto più delle aspettative. Qua la struttura da questo lato questo è il lato nord, si conserva per, quanti sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 filari addirittura. 10 filari, quello che da sopra sembra un mucchio di pietre, in realtà nasconde molto di più. Adesso cercheremo di fare il giro qua per provare a circumnavigarlo e poi vediamo un po' di salire sopra anche. Eccoci qua, siamo sopra ragazzi. Signori e signore, siamo giunti alla nostra destinazione. Bello, è un nuraghe sicuramente complesso, ci sono degli elementi che ci fanno capire che oltre alla torre centrale c'erano degli ambienti connessi, quindi una bella struttura, forse un cortiletto anche di fronte alla torre. Adesso però ve lo faccio vedere più nel dettaglio. Ed ecco sul lato sud-est, questa curiosa, sembra una piatabanda, sembra, che poi passa sotto, e questo probabilmente potrebbe essere una piatabanda del corridoio d'ingresso. Dietro c'è quello che resta della stanza della Tolos, ma una cosa che mi ha incuriosito, vi ci porto, e qua giù c'è un altro muro là sotto, come un muro di rinforzo, un bastione costruito, ma non possiamo adesso fare una lettura credibile perché è completamente coperto dalla vegetazione, fittissima tra l'altro, con Sudition e la Smilax e questo lentisco aggrovigliati. Quello, Monte Orrubio, lì c'è il nuraghe a Rubio, esatto. E poi guardate la visuale, anche qui tanti nuraghi a vista, lì c'è Corritta, Mummusa da qua non lo vediamo, e qua questo è Mummusa, questo è tutto Mummusa. La gita oggi è quasi finita, torneremo per approfondire un po' il discorso e la lettura del nuraghe. Nel frattempo dal nuraghe senza nome, Zio Marco come l'abbiamo chiamato noi perché è stato Marco il nostro socio a indicarcelo, l'aveva trovato con il drone e quindi aveva messo questo punto da approfondire oggi. Grazie al signore Fisio qua dietro, che io ringrazio per avermi accompagnato oggi alla scoperta di questo nuovo sito. Siamo in comune di Muravarano, non l'avevo ancora detto, nella zona più o meno di Ferragi, e poi questo posto particolare si chiama Mummusa, giusto? Sì. Questa zona è Mummusa, quindi c'è anche un altro nuraghe più giù che porta il nome di questa zona che andremo a vedere. Allora vi ringrazio e vi saluto e vi rimando alla prossima.